La macchina della sicurezza è avviata dal 5 aprile 2018, prima riunione del tavolo tecnico permanente che ha definito tutti gli aspetti di safety e di security per gli eventi che caratterizzano questo periodo, quindi non soltanto l'adunata, il raduno del terzo raggruppamento degli alpini, ma anche il raduno del Fante e la tappa in ripresa della battaglia del Giro d'Italia. Io ho firmato ieri l'ordinanza di ordine e sicurezza pubblica elaborata dall'ufficio di gabinetto della questura all'esito dei lavori del tavolo tecnico a cui hanno partecipato, oltre al comitato organizzatore, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Comune di Vittorio Veneto. E qui devo spendere una parola perché veramente si è dimostrato veramente molto collaborativo le specialità della Polizia di Stato, quindi Polizia Stradale, che ha insieme alla Polizia Locale elaborato il piano di viabilità per consentire ai 300 pullman che verranno il giorno della sfilata di scaricare i partecipanti in assoluta sicurezza e per evitare soprattutto ingorghi nella circolazione stradale. Quindi siamo pronti per questa che sarà una festa, una grande festa, in memoria dei nostri antenati che sono caduti per fare l'Italia, perché qui non dimentichiamoci, qui si è fatta l'Italia. Fra 2 giorni inizia il 100° anniversario dell'inizio della battaglia del Solstizio e il 30 ottobre, se non ricordo male, le truppe italiane hanno liberato Vittorio Veneto. Oltre ad utilizzare il sistema delle telecamere del Comune di Vittorio Veneto, con la zona TLC di Padova e con il gabinetto interregionale di polizia scientifica abbiamo allestito un sistema di ulteriori telecamere che consentiranno al funzionario, al dottor Masia, che sarà responsabile della sala operativa avanzata che verrà istituita presso il Comune di Vittorio Veneto e dove saranno presenti tutti gli attori che potranno essere chiamati in causa per eventuali problematiche che dovessero insorgere, quindi Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, SUEM, Comitato Organizzatore, Comune di Vittorio Veneto, quindi Polizia Locale di Vittorio Veneto, qualche altro. Questi. In questa sala operativa avanzata ci sarà il responsabile della sala operativa, vedrà le telecamere che sono state installate e sarà, come dire, l'occhio per il dirigente del servizio a cui segnalerà eventuali criticità che dovessero insorgere durante sia sabato sia domenica durante lo sfilamento degli alpini.